Questo è un progetto cinematografico, ma è anche un modo che ci consente come istituzioni di dire che il mondo complesso in cui viviamo non è solo fatto di giovani e di fragilità, di distanza dalla politica o comunque di disinteresse verso il bene comune. Questa fotografia che si dà dei giovani non è corretta e oggi questo progetto cinematografico ci dice che c'è una realtà diversa di questi 30 ragazzi e 30 ragazze che hanno deciso appunto di non subire la realtà ma di raccontarla, di trasformarla, di migliorarla attraverso questo strumento come il cinema, che insomma è un strumento potente che oggi noi abbiamo, ma è un progetto che ci dice anche che c'è un nuovo modo di fare educazione, di fare prevenzione sociale, di fare cultura, perché va ad affrontare tematiche estremamente attuali come quella delle parità di genere, ricordandoci che tanti sono i passi fatti in avanti, ma che non è ancora oggi una conquista piena, che gli stereotipi non sono dei fantasmi del passato, ma che soprattutto le relazioni sane si imparano, si costruiscono e si raccontano. E quindi andiamo tutti a vedere questo straordinario progetto il 29 di maggio a Padova. Vi aspettiamo numerosi a vedere questo straordinario progetto cinematografico fatto dai giovani per i giovani. E che ha la peculiarità di essere autofinanziato. Anche questo è assolutamente un risultato straordinario, si parla di 11.000 euro raccolti di crowdfunding, addirittura il 118% sopra le aspettative, 4 scuole coinvolte e anche questo penso sia un risultato importante che ci dice quanto rappresenti una sorta di voto di fiducia, cioè di dire che questo modello anche di collaborazione, di raccolta fondi sia un modello vincente. Il Calvi insieme all'Engim, insieme all'ENAIP e insieme all'Istituto Valle di Padova hanno contribuito a questo progetto che ci è stato, diciamo così, posto dalla Presidente del Cantiere delle Donne ancora a settembre. Noi abbiamo accolto con entusiasmo proprio per la possibilità di sviluppare questa tematica che è cogente in questo momento e quindi di avvicinare i giovani sia al mondo del cinema e quindi tutto il backstage, hanno avuto la possibilità appunto di montare, di mettere le mani su questo tipo di attività e sia anche di affrontare una tematica che al giorno d'oggi è appunto, come ho detto prima, cogente ed è importante e vedere il loro punto di vista. I ragazzi hanno saputo, diciamo, gestire questa tematica ovviamente con la supervisione, insomma, degli esperti, del regista e delle persone, insomma, che gestivano questo tipo di attività in maniera resiliente e sono riusciti in qualche modo a portare alla luce una tematica appunto che è molto importante per loro e che viene trattata anche nei percorsi di educazione civica all'interno delle scuole.